Oltre 100.000 euro i danni stimati per il campo da tennis in zona Prelia Chiavari, grande spavento per i dipendenti presenti nella struttura durante il passaggio della tromba marina. Per avere copertura telefonica nell'area del Penna occorre attendere il 2020. In occasione dei lavori per portare l'energia elettrica alle casermette si proverà ad installare un ripetitore. Il Papa in udienza: per evangelizzare occorre lasciarsi stupire dalle sorprese di Dio senza ostacolare la sua creatività. La catechesi incentrata sulla figura di Pietro. Nel segno dell'unità prosegue il ministero di Don Marco Gattone in Fontanabuona. Il sacerdote ha assunto la guida della parrocchia di Cicagna e di De Zerega. La 32esima rassegna di teatro di Alletale Rossi va in archivio con successo. Apprezzate le novità, tra cui una commedia con intermezzi musicali e l'omaggio a Lucio D'Ambra. Buongiorno a tutti e ben arrivati a Tigullio oggi. Oggi è tornato il sole a splendere nel cielo, ma in questa pausa temporanea è tempo di fare conta dei danni. A Chiavari il maltempo di ieri ha causato danni nella zona di Preli, dove una tromba marina si è abbattuta intorno alle 15 nella zona del tennis. Ingenti i danni alle strutture, ma la consapevolezza di essere stati fortunati perché nessuno dei dipendenti presenti in quel momento è rimasto ferito. Da oggi lavoratori e soci si stanno dando da fare per risistemare il circolo. Sentiamo. Quali danni avete avuto in seguito al maltempo? È volato il pallone, tutte le recinzioni, i fari a LED nuovi di tutti i campi, tutti i pali della luce, e a parte due o tre del campo 1 e poi tutte le recinzioni del campo 5 dalla strada con gli alberi sradicati che sono venuti contro. Ora dobbiamo ancora quantificarli con l'assicuratore, però a spanne così, compreso anche il pallone, un 100.000 euro credo. Voi quando è arrivata la tromba marina eravate qui, avete visto? Sì, eravamo per fortuna dentro al bar perché stava piovendo forte, però nessuno si aspettava una cosa del genere, è stata di una violenza incredibile. Perché comunque era già 3 volte che era successa una cosa simile, ma non così. Cioè, abbiamo rischiato anche noi, meno male che poi il pallone si è arrembato contro le griglie, se veniva dal bar arrancava tutto, perché poi è pesantissimo, c'è una forza tra il vento e la pesantezza del telo. Quanto è durato la fase di tempesta sui campi all'incirca? Pochissimo, sono cose... Cioè, ha girato in maniera circolare, sarà durata 10 secondi. Ha detto che non è la prima volta che accade? È una zona che probabilmente si creano dei vortici, comunque noi abbiamo perso già 4 palloni e probabilmente non è da rimettere, non lo so, non so cosa dire, cioè, poi ci studieranno. Volano sempre via, tra l'altro questo era messo proprio in opera d'arte, con il muretto, con gli ancoraggi, è andato via come fosse un fazzoletto proprio. Comunque vediamo che già oggi è un giorno dalla caduta, c'è molta gente a lavorare qui e a darsi da fare. Sì, ma ci vogliono tutti bene, sono venuti tanti soci, volontari, ragazzi dell'agonistica, non ci perdiamo d'animo. Speriamo di riuscire almeno a recuperare 2 campi per andare un po' avanti con l'attività, però che il circolo torni normale, minimo un mesetto. I recenti fatti di cronaca che hanno interessato i boschi della Val d'Aveto hanno riacceso l'attenzione sul problema dell'assenza di segnale telefonico. Nella primavera del 2020 un ripetitore potrebbe essere attivato nell'area del Penna e una delle strade a cui si sta lavorando. Si intravede uno spiraglio nell'annoso problema dell'assenza di segnale nell'area del Penna, in Val d'Aveto. È in corso l'iter per portare l'energia elettrica al rifugio delle casermette, che attualmente sopravvive con il gruppo elettrogeno o fonti alternative. In questa occasione si pensa di installare un palo per i ripetitori telefonici e portare la tanto attesa linea. Gli ultimi episodi di cronaca, infatti, hanno riportato l'attenzione sul tema. Abbiamo avuto ultimamente 2 morti e 10 dispersi, quindi se non vogliamo allungare questa lista, credo che comunque col discorso che forse al Penna a marzo dovrà arrivare l'Enel, dovremmo comunque mettere un ripetitore che se non copre il 100% almeno il 70-80% della zona la copra. Ecco. Secondo un recente studio dell'Unione Nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti Montani, 1200 centri italiani non hanno campo per i cellulari, per un totale di 5 milioni di persone residenti soprattutto in aree montuose.
Per l'UNCEM, lo Stato dovrebbe obbligare gli operatori privati ad ampliare le zone coperte. Per parte sua, il sindaco di Santo Stefano d'Aveto manda un appello alla Regione. Queste compagnie, secondo me, vanno un po' sull'ottica di chi abbiamo del guadagno, bene, allora copriamo, non abbiamo del guadagno, lasciamo un po' indietro. Cioè, per questo che la Regione dovrebbe farsi parte attiva e dire no, la copertura le mettete in qualunque zona, anche no, là dove non c'è da guadagnare. D'altra parte, del progetto regionale di copertura non si sa più nulla. Intanto il problema persiste e interessa aziende, residenti, escursionisti, fungaioli, squadre di soccorso, sciatori. Insomma, la platea è ampia e anche l'ente parco sta facendo la sua parte. Abbiamo un progetto che si chiama Smart Destination. Volevano portare la copertura wifi nei rifugi. Io ho detto, prima di portare la copertura wifi bisogna portare la linea telefonica, perché altrimenti pensiamo sempre al passo dopo, si pensa sempre a qualcosa di moderno quando poi invece mancano le cose essenziali. È efficace la campagna contro l'abbandono dei rifiuti avviati dall'amministrazione comunale di Cogorno. Molte le segnalazioni arrivate al comando della Polizia Municipale anche grazie alla possibilità di segnalare con foto i comportamenti scorretti tramite cellulare. Secondo quanto riferito dall'assessore Sergio Segalerba, infatti le sanzioni elevate sono molte negli ultimi 3 mesi. Si tratta per lo più di comportamenti scorretti da parte di ditte che non risiedono fisicamente nel comune, particolarmente colpita dal fenomeno dell'abbandono dei rifiuti la zona collinare. Segalerba ha inoltre annunciato la prossima installazione di telecamere e l'avvio di nuove campagne informative con il coinvolgimento delle scuole. Apriamo ora la pagina ecclesiale, andiamo subito sul sito di Radio Vaticana perché proprio quest'oggi il Papa ha indirizzato un messaggio alla FAO. Accumuliamo e sprechiamo il pane dei poveri. In occasione dell'odierna giornata mondiale dell'alimentazione, Papa Francesco ha inviato un messaggio alla FAO evidenziando come sia necessario un ritorno alla semplicità e alla sobrietà negli stili di vita per coltivare un rapporto sano con noi stessi, i fratelli e l'ambiente. È crudele, ingiusto e paradossale, scrive il Papa, che al giorno d'oggi ci sia cibo per tutti e tuttavia non tutti possono accedervi e che vi siano regioni del mondo in cui il cibo viene sprecato, si butta via, si consuma in eccesso o viene destinato ad altri scopi che non sono alimentari. Sono le forti parole del Papa indirizzate al direttore della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e Agricoltura, in occasione appunto della giornata mondiale dell'alimentazione incentrata sul tema "Le nostre azioni sono il nostro futuro, un'alimentazione sana per un mondo fame zero". Un momento di riflessione, sottolinea Francesco, per dare eco ogni anno al grido dei tanti nostri fratelli che continuano a subire tragedie della fame e della malnutrizione. E questa mattina Papa Francesco ha presieduto in piazza San Pietro l'udienza generale incentrando la catechesi sulla figura di Pietro. Il viaggio del Vangelo nel mondo che San Luca racconta negli Atti degli Apostoli è accompagnato dalla somma creatività di Dio che si manifesta in maniera sorprendente. Per aprirsi all'universalità della salvezza occorre tuttavia superare i particolarismi, vincere le resistenze e affidarsi ai piani di Dio e alla sua creatività. Testimone di questo processo di fraternità che lo Spirito vuole innescare nella storia è Pietro, protagonista degli Atti degli Apostoli insieme a Paolo. Pietro vive un evento che segna una svolta decisiva nella sua esistenza. Mentre sta pregando riceve una visione che funge da provocazione divina per suscitare in lui un cambiamento di mentalità. Pietro agisce facendo una cosa che va al di là della consuetudine, della legge, lasciandosi stupire dalle sorprese di Dio senza ostacolare la sua creatività. Da qui l'invito rivolto dal Papa a tutti i battezzati. Cari fratelli, dai principi e degli apostoli impariamo che un evangelizzatore non può essere un impedimento all'opera creativa di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati, ma uno che favorisce l'incontro dei cuori con il Signore. E noi come ci comportiamo con i nostri fratelli, specie con coloro che non sono cristiani? Siamo impedimento per l'incontro con Dio? Ostacoliamo il loro incontro con il Padre o lo agevoliamo? Chiediamo oggi la grazia di lasciarsi stupire dalle sorprese di Dio, di non ostacolare la sua creatività, ma di riconoscere e favorire le vie sempre nuove
attraverso cui il risorto effonde il suo spirito nel mondo e attira i cuori facendosi conoscere come Signore di tutti. Grazie. Torniamo ora in diocesi. Don Marco Gattorna ha fatto il suo ingresso nella parrocchia di San Giovanni Battista a Cicagna. Il sacerdote originario della Fontana Buona è già parroco di Orero, Soglia e Pianezza e ora assume la guida pastorale anche di Cicagna e de Zerega. Il suo arrivo è stato caratterizzato da un profondo sentimento di gratitudine. Se quello di Don Marco a Cicagna non è stato esattamente un nuovo arrivo, il sacerdote originario della Fontana Buona e vive da tempo qui, il suo ingresso ufficiale come parroco segna l'inizio di un cammino nuovo per la comunità parrocchiale di San Giovanni Battista e per quella di De Zerega, che hanno salutato nei giorni scorsi Don Mario Moltedo. Un cammino iniziato nella gratitudine, come suggerito dal Vangelo domenicale. Partire da lì sempre, no? Non da quello che non c'è, che non va, ma essere grati già di quello che c'è, di quello che è presente. E sento che per me il ripartire oggi in questo nuovo viaggio è un po' partire da quello che c'è, e sento che questo cammino qua in valle è una nuova tappa, ma è un percorso che continua nel cammino vicariale, nel cammino della comunione tra le parrocchie. Don Marco manterrà la cura pastorale delle comunità di Orero, Pianezza e Soglio e ha lasciato quelle di Coreglia e Canevale. Ad accoglierlo sul sagrato c'erano 3 sindaci e tanti fedeli, segno questo di una unità che cresce. Sarà un modo per unirci tutti assieme e quindi avere più comunicazione e stare un gruppo più di amicizia. Infatti, anche se avete visto, oggi avevamo un coro di tutte le parrocchie della Fontana Buona, quindi già questo è un buon passo. Ci aspettiamo che tutto continui la strada di Don Mario, che ci sia accoglienza e che ci sia amore per le persone, come è sempre stato, ma sicuramente questo ci sarà. Il ministero di Don Marco nasce in valle e sta portando i suoi frutti. Originario della Fontana Buona, infatti, il sacerdote, classe 1983, ordinato nel 2010, è parroco da 7 anni in Vallata. Devo dire che Don Marco lo conosciamo fin da quando era un bambino, perché comunque è della valle, e quindi siamo molto contenti di averlo lui, perché conosce già anche un po' la problematica della valle. Dialoga molto, cioè cerca di capire e di mettersi anche un po' dalla parte dell'altro e quindi questo aiuta molto a capire l'altro e capire anche lui. Nel suo discorso, salutando i fedeli, Don Marco ha usato l'immagine del viaggio. Porto con me il bagaglio della gratitudine, ha detto, invitando a vivere la bellezza del camminare insieme con fiducia reciproca e a benedire, ovvero a dire il bene l'uno dell'altro. Sento così che nel viaggio non si conosce a volte il percorso, la meta, ma è importante lasciarsi accompagnare da quei segni che ci sono lungo il viaggio, che vengono lasciati da Dio, che vengono lasciati dai fratelli e dalle persone che condividono il cammino. E rimaniamo in Fontana Buona, terra di emigrati, con una storia che arriva da San Colombano Certenoli. Vivian Cardia, italo-americana, originaria della Val Fontana Buona, arriverà sabato a San Colombano. Inaugurerà un pannello a Prati di Cichero che testimonia l'impegno di tanti discendenti di emigrati per valorizzare l'ormai famoso masso, il lastrone di arenaria, che riporta incisione di epoca preromana ritrovato lassù. Vivian Cardia, tramite il Circolo, l'associazione da lei fondata in Florida, dove vive, ha contribuito ad una raccolta fondi destinata a migliorare e rendere percorribile il sentiero che conduce al masso. Un contributo è arrivato anche dall'Associazione dei Liguri nel mondo. Il programma della visita prevede l'accoglienza in comune a San Colombano, l'inaugurazione del pannello, la visita alla chiesa di Romaggi e all'Ascito Cuneo. Si è svolta all'Auditorium San Francesco di Chiavari la cerimonia di premiazione della 32esima rassegna di teatro in dialetto Elio Rossi. La manifestazione, che quest'anno è stata posticipata alla parte conclusiva della stagione estiva, ha riscosso un buon successo sia di pubblico sia da parte delle compagnie che hanno partecipato. Cala il sipario per la 32esima volta sulla rassegna di teatro in dialetto Elio Rossi, un'edizione più condensata nel numero degli appuntamenti ma ugualmente ricca di novità. Abbiamo avuto per la prima volta 2 rappresentazioni con intermezzi musicali dal vivo, poi c'è stata una rappresentazione chiamiamola di una commedia particolare ricordando il regista Lucio D'Ambra,
ed è stata tra l'altro poi riconosciuta anche la miglior compagnia. L'elemento non nuovo a questo sodalizio teatrale è lo spirito di squadra che si instaura ogni anno tra organizzatori e compagnie. Ogni volta abbiamo l'occasione di incontrare dei volti che collaborano insieme da anni e che portano poi su questo palco molto di più di quello che è lo spettacolo in sé. Ed è questo che mi fa credere che sia giusto continuare a incoraggiare questo tipo di iniziativa. Numerosi sono stati i riconoscimenti assegnati nella serata conclusiva. I premi per il miglior attore e la miglior attrice protagonista sono andati a Carlo Oneto della compagnia Teatral Nervi e Margherita Alipede della compagnia Don Bosco di Varazze. Vive da quasi 100 anni la nostra compagnia e poi ci spostiamo ovviamente in queste rassegne anche un po' fuori dalla nostra provincia. Il pubblico qua è sempre molto numeroso e molto caloroso, cioè riescono proprio veramente ad apprezzare, perché poi siamo tutte compagnie amatoriali, quindi le difficoltà sono magari maggiori. La miglior regia, insignita del premio Uberto Rivalone, è stata quella di Ivo Pattaro della compagnia teatrale Quelli de Navotta di Carasco. Mi diverto tanto, anzi sto passando anche Usenese di Figeux perché è una bella cosa. Lei, il modo di esprimersi che ha un valore aggiunto, se riesce a esprimere delle cose che con la lingua italiana non ti caffè. Una nuova sede CGIL a servizio del Tigullio sarà inaugurata lunedì a Rapallo in Corso Colombo 9. Ospiterà tutti i servizi attualmente attivi negli uffici di Corso Italia. Rimangono invariati gli orari e i recapiti telefonici. La cerimonia di inaugurazione avrà inizio alle 11 e sarà presente Igor Magni, segretario generale della CGIL Camera del Lavoro Metropolitana di Genova. Domani dalle 9 alle 12 in piazza Cavour si terrà un presidio informativo. E da domani e per 3 giovedì ci saranno modifiche alla collocazione dei banchi del mercato settimanale a Rapallo. Si tratta di cambiamenti imposti dai lavori per la posa dei collettori e per il nuovo depuratore in località Ronco. Per 3 giorni via Gramsci sarà chiusa per 3 giovedì, via Gramsci sarà chiusa al transito dei veicoli dalle 5 alle 15. Qui verranno collocati i banchi che solitamente si dispongono in rotonda Marconi, dove appunto riprendono i lavori eseguiti da Italscavi e per conto di Ireti. Sfogliamo ora le pagine dei quotidiani insieme a Marco Revello, poi ci ritroviamo con tutte le altre notizie e lo sport. Avvenire titola stretta sull'evasione, lotteria degli scontrini, taglio del cuneo fiscale ai lavoratori non alle imprese, il governo invia a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, pronto il decreto fiscale, il faccia a faccia tra Salvini e Renzi, scambio di colpi nel duello in TV e poi c'è la fotonotizia che riguarda la guerra in Siria, Putin media con Erdogan e Assad, Trump invia Pence ad Ankara, l'Italia conferma blocchiamo le armi, la diplomazia di Russia e Stati Uniti prova a fermare la Turchia. Morti in mare insieme, corpi sui fondali di Lampedusa, madre e bimbo abbracciati, altri 180 messi in salvo. E poi la piccola inglese Tafida ora è a Genova, a Londra le cure le erano state negate, Gauzzi Broccoletti, successore di Gianni alla Gendarmeria Vaticana. E poi vediamo l'allarme dell'Unicef, un bambino su 3 è denutrito o obeso. Vediamo all'interno di Avvenire i figli della fame obesi o denutriti, un bambino su 3 sotto i 5 anni nel mondo muore di fame o è troppo grasso e la malnutrizione è l'epidemia che falcidia le nuove generazioni a cominciare da quella italiana. Nella giornata dell'alimentazione il bilancio sugli squilibri che dividono il mondo, penalizzati anche fisicamente i più poveri. Siamo sul secolo XIX, tetto all'uso del contante, multe ai commercianti se rifiutano le carte di credito, Renzi Salvini duello in TV, battute e accuse e il commento di Marco Zatterin al decreto fiscale, una manovra a somiglianza del paese. Tafida al Gaslini per vivere, la mamma sarà italiana, la bimba a cui in un ospedale di Londra voleva sospendere le cure. E poi la fotonotizia che riguarda quello che è avvenuto ieri a Chiavari, tromba d'aria nel Tigullio, ferrovia bloccata dai rami, vediamo tromba d'aria sul litorale, ferrovia invasa dai rami, traffico bloccato un'ora. A Chiavari i disagi sono arrivati dopo il declassamento dell'allerta arancione in gialla, distrutti i campi da tennis di Preli, automobili danneggiate da lamiere e stendini.
Treni in ritardo di oltre un'ora già dal mattino, poi raffica di cancellazione, ore di attesa su una banchina per poi finire sopra un taxi. Una famiglia in viaggio dalla Svizzera si arrende e prenota un albergo a Santa Margherita Ligure. E andiamo invece a Chiavari, all'Ailex, l'ex Lames ottiene la commessa per Levantino, che è una nuova auto della Maserati. La porta della Maserati nasce a Chiavari, FCA incarica l'azienda di via San Rufino di realizzare gli alzagristalli anteriori e posteriori della vettura, che sarà prodotta a partire dal 2021. Per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo con la redazione, per noi Giacomo Rizzi. Grazie Cristina e un saluto a chi ci segue da casa. Un uomo di 77 anni è stato investito da un'automobile questa mattina intorno alle 11 a San Salvatore di Cogorno, nella zona del Basco. L'uomo per l'impatto è stato sbalzato sul parabrezza che era rotto dell'automobile e ha riportato un trauma cranico non commotivo. Sul posto, per le cure, è arrivata l'automedica di Rappallo e l'ambulanza della Croce Rossa di Cogorno, che lo ha condotto in codice giallo all'ospedale di Lavagna. Anche la conducente dell'automobile, che è una donna di 35 anni, è stata condotta all'ospedale di Lavagna dalla Croce Verde di Carasco perché si trovava in stato di shock. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Bene, grazie. Concludiamo con una notizia di sport. Anche il nome di Rapallo è stato portato al campionato mondiale di corsa ad ostacoli ospitato a Londra. Il gruppo del Reapalus Race ha preso parte all'OCR London Championship 2019, condividendo la qualità della manifestazione rappallina con migliaia di atleti confluiti nella campagna londinese. Lo stand del Reapalus è stato meta di molti atleti e curiosi, un'esperienza eccezionale, dicono i partecipanti, condivisa con quanti hanno affrontato The Pyramid, l'ostacolo di traliccio in alluminio e rete di corda allestito dai rapallesi, griffato con la bandiera del Reapalus Race, come vediamo nelle immagini, e gigantografie del Golfo, dove viene realizzata annualmente questa gara che dalla città raggiunge il santuario di Montallegro. La tappa londinese si inserisce nel percorso di avvicinamento alla prossima edizione, che si terrà dal 3 al 5 aprile a Rapallo, per la quale sono già iniziati i lavori preparatori con grandi novità, tra queste il Reapalus Kids e la prima edizione del trial di Rapallo. E con questa notizia si conclude il nostro telegiornale. L'informazione prosegue al canale 187 di Telepace News, la prossima edizione di Tigullio oggi alle 19:15 su Telepace 1. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.